Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο δεύτερο βίντeo των ελληνικών για τις διακοπές. Ciao a tutti e benvenuti al secondo video di Greco per le vacanze. In questo video impareremo come salutare in greco, come presentarsi, i numeri e anche i gesti più famosi e più usati in Grecia. Immagina che sei appena arrivato o arrivata a Creta. Vai in spiaggia e vorresti socializzare un po', fare due chiacchiere con i cretesi. Ma non vorresti sembrare un turista, ti piacerebbe sembrare uno del posto che va casualmente in spiaggia come ogni giorno. E lì trovi un greco. Ottima opportunità per parlare un po', ai greci piace tanto. Cosa dici? Vediamo un po' come salutare e come presentarsi. Γεια σου, ciao, oppure γεια σας, ciao. Per molte persone, ciao a voi, oppure la forma di cortesia, perché in greco la forma di cortesia si forma come la seconda persona di plurale, voi. Una scelta sicura è anche la parola χαίρετε, che vuol dire ciao, ma si usa in contesti informali o formali per arrivare e andarsene. Per andarsene si dice spesso ta λέμε, ci sentiamo. Poi abbiamo καλημέρα, buongiorno, καλησπέρα, buonasera e καληνύχτα, buonanotte. Tutti e tre sono informali e formali. Τι κάνεις, come stai, τι κάνετε, come state, oppure la forma di cortesia. Πώς είσαι, come stai, πώς είστε, come state, o la forma di cortesia. Πώς πάει, come va. E le risposte. Καλά, εσύ, bene, e tu? Καλά, εσείς, bene, e voi? Oppure la forma di cortesia. Καλά κι εγώ, bene anch'io. Μια χαρά, sto molto bene. Τέλεια, alla grande. Έτσι κι έτσι, così così. Guardiamo adesso un esempio. Συγγνώμη να πω κάτι. Με λένε Ντάλια. Σπύρος. Ντάλια. Φώτης. Χάρηκα. Αγγέλα. Σπύρος. Ζουβουλία. Ντάλια, χάρηκα. Φώτης. Ζουβουλία. Άννη. Για τα κοινόχρηστα σας είπα ότι ήρθα. Καλώς το κορίτσι μου. Έλα, πέρασε μέσα. Έλα μέσα. Γεια σας, τι κάνετε? Μια χαρά, καλά είμαι. Τη Θεοπούλα τη θυμάσαι? Ναι, βέβαια, γνωριστήκαμε τις προάλλες. Πώς είστε, κυρία Θεοπούλα? Για μια χαρά μιλάει. Καλά, δεν περίμενε. Από εδώ, ο εγγονός μου. Γεια, με λένε Σπύρο. Χάρηκα. Εσένα πώς σε λένε? 1, 2, 3, 4, 6. 20 for the rico, 20. Γεια σας. Γεια! Αυτή είναι? Ναι. Καλά, αυτή είναι κούκλα. Σαν άγγελος. Πώς σε λένε, κορίτσι μου? Αμαλία. Τι είπε? Αμαλία. Δεν είπε Αμαλία, κάτι άλλο είπε. Ναι, αλλά Αμαλία ήθελε να πει. Και γιατί δεν τα πετάτε? Γιατί δεν μπορεί. Πλάκα κάνεις. Αμαλία, να σε συστήσω. Ο Φώτης, η Αγγέλα, η Ντάλια, η Ζουμπουλία. Ζουμπουλία. Α, να το πάλι. Πώς το κάνεις? Ποιο? Τι θα κάνουμε? Vediamo come presentarsi. Με λένε Ειρήνη και είμαι από την Ιταλία. Mi chiamo Ειρήνη e sono italiana. Το όνομά μου είναι Έλενα. Mi chiamo Έλενα. Ονομάζομαι Έλενα. Mi chiamo Έλενα. Perché ci sono due modi di dirlo. Από πού είσαι? Di dove sei? Μιλάς αγγλικά?
Milate αγγλικά? Parli inglese? Oppure la forma di cortesia? Χαίρομαι πολύ. Χάρηκα. Piacere. Nel video abbiamo visto anche la parola benvenuta. Καλώς ήρθες, καλώς όρισες, benvenuto o benvenuta. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, benvenuti oppure la forma di cortesia. E la risposta: καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα, vi trovo bene, oppure ευχαριστώ, grazie. Un'altra parte della lingua importante sono i numeri. Sia per dire l'età che per pagare nei negozi, eccetera, sono molto importanti. I numeri in greco si chiamano aριθμοί oppure numera. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questi sono i numeri da 0 a 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E questi da 11 a 19. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E qua abbiamo 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Per dire la propria età, dici la decina e aggiungi semplicemente il numero dall'1 a 9. Per esempio, είμαι 20. Io ho 20 anni. Είμαι 25. Ho 25 anni. Είμαι 36. Ho 36 anni. Gli italiani sono famosi all'estero anche per i gesti che usano sempre, ma anche in Grecia si usano molto i gesti per esprimere i pensieri oppure approvazione o disapprovazione. Quindi vi consiglio di fare attenzione con il vostro gesticolare disinvolto perché potrebbe essere frainteso. Guardiamo un video. 1, 2, 3. Να! Πάρε και ένα πεντατή. Ναι. Αυτή την κάλτσα. 5. Να. Να. Il gesto che abbiamo visto, il palmo aperto, è un insulto in Grecia. È il gesto più usato. Non mostrare mai il palmo così e occhio se siete per strada e un estraneo vi fa questo gesto. Un altro gesto comune al gesto italiano è questo. Può essere positivo o negativo, dipende dal contesto, ma si deve spiegare. In Grecia per dire sì, la testa va in giù. Ne. Sì. E per dire no, la testa va in su. Muovendo anche la sopracciglia a volte, che sembra un po' strano, quindi sì e no. Ci sono anche gesti con significato uguale o simile all'italiano, ai gesti italiani. E questo, che vuol dire che ti è piaciuto il cibo oppure una persona, e cicchiezzi, così così. Questo, oppure che vuol dire buono, bravo, tutto a posto, eccetera. E l'ultimo gesto? Vieni qui. Qua vi dico anche un tip culturale. I greci sono generalmente abbastanza estroversi, quindi non abbiate paura se vi abbracciano spesso o vi toccano spesso. È un segno che ti trovano simpatico e vogliono farti sentire a casa. E questo è tutto per il secondo video di Greco per le vacanze. Alla prossima e non mancate alla prossima lezione sui ristoranti e il cibo. Γεια σας!